Rebus scuola. Il prossimo anno scolastico 2020-21 è ancora tutto quasi nella fase ipotetica. L'unica cosa che sembra essere certa, almeno da quello che si evince dalla bozza ministeriale, è che ai presidi viene lasciata autonomia decisionale in materia di organizzazione. Saranno i presidi, i dirigenti scolastici, che dovranno decidere come e quali misure mettere in atto. Classi divise a gruppi, turni differenziati, sabato a scuola, distanziamento, didattica online per le superiori, visiere per le maestre dell'infanzia, modifiche se necessarie agli edifici che dovranno essere dotati di banda larga, mentre si abbandonerebbe l'idea del plexiglass. Sulle mascherine dipenderà dalla situazione sanitaria. Se i presidi salgono sulle barricate perché si sentono lasciati soli, non sono da meno i genitori. Come la vede lei questo inizio dell'anno scolastico 2021? È difficile, speriamo che provvedano alla visiera, che sarebbe la cosa più semplice, e che vadano tutti assieme subito, non a turni, a Lezioni online. No, basta. Ci sono un sacco di stabili vuoti che si possono utilizzare, bisogna che hanno 3 mesi di tempo per pensarci, che trovino una soluzione. Certo mi sono posta il problema, se avessi dei figli che vanno a scuola oggi, io non so se li manderei a scuola. Con il discorso della mascherina che si sa fa più male che bene. Sarà un caos, perché se vogliamo mantenere l'alternanza, ad esempio, come si diceva, della frequentazione insomma, di scuola a casa, a gruppi, allora lì c'è un macro sistema che salta, perché è legato anche ai trasporti, è legato a, non so, alla frequenza, all'orario degli insegnanti. Conosco ragazze che avranno la maturità l'anno prossimo e sono già in ansia per questa cosa, perché non sanno assolutamente come sarà affrontato l'anno e come sarà affrontata la maturità, che già quest'anno è stato un po' un punto di domanda. E intanto 60 piazze d'Italia, compresa Vicenza, davanti a Palazzo Chiericati, si sono collegate in un'iniziativa di priorità alla scuola per rilanciare, chiedendo che il mondo della scuola torni al centro delle politiche del governo.